Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, in apertura come di consueto il bollettino regionale con i nuovi casi di contagio. Oggi se ne registrano 33 in più rispetto a ieri e il presidente Santelli in una intervista oggi ha detto la situazione si fa più difficile. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 7.187 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 647 più 33 rispetto a ieri, quelle negative sono 6.540. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 22 il reparto, 10 in rianimazione, 111 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 6 deceduti. Cosenza 52 il reparto, 2 in rianimazione, 114 in isolamento domiciliare, 2 guariti, 11 deceduti. Reggio Calabria 33 in reparto, 5 in rianimazione, 137 in isolamento domiciliare, 7 guariti, 9 deceduti. Vibo Valentia 5 in reparto, 1 in rianimazione, 29 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. Crotone 18 in reparto, nessuno in rianimazione, 63 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.326 così distribuiti: Cosenza 2.461, Crotone 1.037, Catanzaro 1.072, Vibo Valentia 651, Reggio Calabria 3.105. Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della regione sono 12.358. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. E c'è una notizia che riguarda tutti noi e il Ministro della Salute Roberto Speranza a renderla nota nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico che si è svolto stamattina. È emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo, dice Speranza, si muoverà in questa direzione. E adesso le parole commoventi del 25enne, lui si chiama Simone di Santo Stefano di Rogliano, è uno dei 2 pazienti che ce l'hanno fatta, che sono stati dimessi dall'Annunziata, guariti dal coronavirus. Il suo messaggio è: restate a casa. Vediamo. Sono Simone Altomare e sono di Santo Stefano di Rogliano. Sono da poche ore rientrato a casa dopo 15 giorni di ricovero ospedaliero. Innanzitutto vorrei iniziare questo videomessaggio ringraziando tutti i medici del reparto di malattie infettive di Cosenza e gli infermieri che mi hanno permesso oggi di stare qui a raccontare la mia storia. In pratica, dal giorno 6 marzo ho iniziato ad accusare i primi sintomi febbrili. A distanza di 9 giorni di febbre incessante associata a tosse, sono stato costretto al ricovero in ospedale. Giorno 15 mattina è arrivata la conferma che dal tampone ero positivo al Covid-19, associato ovviamente ad una polmonite bilaterale interstiziale. Per 15 giorni di ospedale ho avuto delle cure fortissime. Mi hanno fatto delle medicine che hanno cambiato il mio fisico e la mia persona. Fortunatamente ieri sera sono stato dimesso dopo l'esito negativo a 2 tamponi che mi hanno effettuato in ospedale e per fortuna sono qui a poterla raccontare. Vorrei con questo videomessaggio sensibilizzare tutte le persone a stare a casa, a non uscire, a stare con le proprie famiglie, perché solo stando a casa si può combattere questo brutto virus. Io sono la testimonianza che ci si può ammalare, ma che soprattutto si può guarire con la forza e con la buona sorte, un pochettino. Il mio motto è quello di stare a casa. Io resto a casa, uniti si vince. E lo dicevamo, Simone, insieme a questa donna, una quarantenne di San Lucido, sono tornati a casa, quindi sono guariti. Questa è la buona notizia, anche se oggi è stata una giornata drammatica sul fronte delle vittime. Vediamo.
Dall'Annunziata di Cosenza arriva una buona notizia. 2 pazienti positivi al coronavirus sono guariti. Si tratta di un 25enne di Santo Stefano di Rogliano e di una 40enne di San Lucido. Hanno vinto la battaglia contro il terribile virus e adesso sono tornati a casa. Si aggrava però in Calabria il bilancio delle vittime. Ad Amantea si registra il primo decesso legato al coronavirus. Si tratta di un bidello rientrato dal Bergamasco dove lavorava. Aveva 60 anni, è morto nella notte al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'uomo era rientrato all'inizio di marzo nella cittadina del Tirreno Cosentino, si era messo in quarantena volontaria nella sua abitazione, poi però i sintomi della malattia. Trasportato con il 118 all'ospedale di Cetraro, il tampone aveva dato esito positivo. Le condizioni si sono aggravate, il 60enne era stato trasferito in condizioni critiche al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e questa notte il decesso. Nelle ultime ore 4 pazienti sono morti negli ospedali della città capoluogo di regione. Tra le 4 vittime ci sono 2 anziane risultate positive che erano ospiti della casa di cura di Chiaravalle. Una è deceduta al Pugliese Ciaccio, l'altra al Mater Domini. Le altre 2 vittime erano ricoverate all'ospedale Pugliese Ciaccio e provenivano da Crotone, in particolare da Strongoli e da Cutro. Avevano 52 e 43 anni. Sempre nella notte a Crotone, all'ospedale San Giovanni di Dio, è deceduto un 80enne positivo al coronavirus, le cui condizioni erano aggravate da patologie pregresse. E questa mattina un'altra anziana, ospite della casa di cura Domus Aurea di Chiaravalle Centrale, risultata positiva al coronavirus, è deceduta per un'ischemia nella struttura per anziani. E sono 14 in tutto i comuni in Calabria blindati dalla governatrice Santelli. L'ultima ordinanza in ordine di tempo riguarda il comune di Fabrizia nel Vibonese. Vediamo. Con l'ultima chiusura in ordine di tempo del comune di Fabrizia in provincia di Vibo Valentia salgono a 14 le ordinanze emanate dalla Santelli, che ha disposto le misure necessarie a seguito del numero di casi di positività al coronavirus registrati negli ultimi giorni. Secondo le ordinanze, che come sappiamo prevedono il divieto di allontanamento dal territorio comunale, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento, si è partiti dal Reggino con Montebello Ionico e poi San Lucido nel Cosentino, e poi in ordine sparso le altre ordinanze hanno riguardato altri comuni della regione come Serra San Bruno, Bocchigliero, Cutro, Melito, Porto Salvo, Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Valle Fiorita, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano e infine Fabrizia. Un'incidenza che insieme al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie si è valutata come rilevante anche alla luce del fatto che potrebbe determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione non diversamente contenibile. La Calabria del bisogno bussa alle porte dei comuni. I sindaci in tutta la regione hanno avviato delle iniziative per far fronte alle richieste di chi ha bisogno di generi di prima necessità. A Reggio Calabria il sindaco Giuseppe Falcomatà, tra le tante iniziative, ha avviato anche la spesa sospesa. Vediamo. A Reggio Calabria parte il progetto per la spesa sospesa, ma non è l'unica idea per aiutare chi ha problemi economici. Arrivano anche fondi per quasi 1.400.000 euro. In questa settimana ci concentreremo su 2 cose. La prima è il progetto della spesa sospesa, un progetto di supporto allo straordinario lavoro che sta portando avanti già dal 5 marzo la rete di solidarietà della nostra città, quindi il Banco Alimentare, la Caritas, la Croce Rossa e la Protezione Civile, e consiste nella possibilità in alcuni supermercati della nostra città, per chiunque lo volesse, di acquistare qualcosa in più da lasciare in sospeso per chi ne ha bisogno. Accanto a questo stiamo lavorando per dare attuazione alle misure del nuovo decreto del Presidente del Consiglio. In città arriveranno quasi 1.400.000 euro per consentire alle persone indigenti di poter acquistare generi alimentari e generi di prima necessità. In queste ore il nostro settore servizi sociali sta lavorando per allargare il più possibile la platea degli aventi diritto.
Noi già abbiamo contezza di quello che è la mappa del bisogno, di quelle che sono le persone che già normalmente usufruiscono dei servizi di assistenza, però dobbiamo fare e vogliamo fare qualcosa in più. Ci sono persone che sono entrate in stato di bisogno a causa dell'emergenza coronavirus, che hanno perso il lavoro a causa di questa emergenza e quindi devono avere diritto ad accedere a queste somme, così come tutti coloro che purtroppo anche nella nostra città hanno finora lavorato non con regolari contratti e che quindi non sarebbero in teoria percettori di ammortizzatori sociali. Tuttavia queste misure devono comprendere anche loro perché è una fase di emergenza, l'emergenza vale per tutti e quindi noi stiamo lavorando in questo senso. E lo avete sentito, gran parte delle risorse calabresi destinate alla Calabria arriveranno alla città metropolitana di Reggio Calabria. Parliamo del piano del governo per finanziare i comuni e quindi andare incontro ai bisogni delle famiglie. Alla Calabria in questo piano sono destinati 17 milioni di euro. Vediamo. Che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Arriveranno entro domani i 400 milioni di euro destinati ai comuni, come annunciato sabato dal Presidente del Consiglio Conte, e che serviranno per finanziare i buoni spesa e fronteggiare l'emergenza alimentare. L'80% del fondo sarà distribuito in base alla popolazione e l'altro 20% si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro della distanza fra il reddito pro capite del comune e quello medio nazionale. Secondo l'elenco redatto dalla Protezione Civile, nelle casse dei comuni arriveranno risorse spendibili in buoni spesa e in Calabria arriveranno 17,2 milioni di euro, ripartiti così. La quota più elevata, pari a 1.362.117, sarà destinata a Reggio Calabria, seguita da Catanzaro con oltre 622.000, la Mezzia Terme che otterrà 619.000, Crotone con oltre 574.000, Cosenza con 472.000, meno di quanti ne andranno invece al comune di Corigliano Rossano, che si vedrà accreditati 717.476. Delle 5 città capoluogo, quella che avrà un contributo minore per via anche della più bassa popolazione, appena superiore ai 33.000 abitanti, sarà il comune di Vibo Valentia, alla quale sono stati destinati appena 248.000. Poco meno di 200.000 euro vanno alla città portuale di Gioia Tauro. Fra i comuni che invece riceveranno meno risorse ci sono 2 in provincia di Cosenza, Carpanzano con 1.784 euro e Castro Regio con 2.273 euro, misure urgenti di solidarietà alimentare. E arriva una buona notizia, sono nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di guariti per quanto riguarda proprio i numeri, si parla di 1.590 persone che hanno sconfitto il coronavirus, il numero più alto dall'inizio della crisi. Ci spostiamo a Montalto Fugo, siamo nel Cosentino dove il sindaco Pietro Caracciolo fa il punto dei contagi con una buona notizia. Volevo dare una buona notizia ai cittadini di Montalto Fugo perché abbiamo appena appreso che il tampone che è stato operato sulla moglie del carabiniere di cui ho parlato nei giorni scorsi, che è stato trovato positivo al virus, ha dato esito negativo, quindi questa è un'ottima notizia per tutto il nostro territorio. Abbiamo avuto la bella notizia che sono arrivati nelle casse del Comune di Montalto Fugo i soldi che la Protezione Civile nazionale ha stanziato per poter predisporre quando necessario per dare sostegno alimentare alle persone più bisognose, comunque alle persone che hanno avuto delle ripercussioni negative da parte a causa di questo virus dilagante, che quindi non hanno potuto più lavorare. Stiamo predisponendo i bandi che verranno
a cui verrà data un po' di pubblicità nei prossimi giorni, e volevo utilizzare questo strumento per rinnovare l'appello ai cittadini di Montalto di stare a casa, perché questo ci sta premiando. Il comune di Montalto è un comune che è composto di cittadini che stanno rispettando alla lettera le nostre indicazioni, le indicazioni del governo nazionale, governo regionale, le nostre indicazioni. Stiamo avendo degli ottimi risultati, però c'è necessità di continuare a rimanere a casa, e il mio appello è quello di cercare di limitare le uscite, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di andare a fare la spesa. Andate a fare la spesa una volta alla settimana, cercate di programmare, cari cittadini, i vostri acquisti una volta alla settimana per limitare le uscite, solo così riusciremo a contenere il virus. Grazie. A Corigliano Rossano adesso, dove i carabinieri hanno soccorso due anziani coniugi che avevano finito l'acqua da bere. I due erano chiusi in casa dal giorno dell'emanazione del decreto per il contenimento del coronavirus. I militari hanno comprato diverse casse d'acqua per consegnarle ai due anziani. Vediamo. Le forze dell'ordine in questo periodo di emergenza sanitaria sono impegnate quotidianamente non solo nei controlli per garantire il rispetto delle misure per contenere la diffusione del virus, ma anche nel soccorso alle persone che si trovano in difficoltà, come è accaduto a Corigliano Rossano, dove due anziani coniugi chiusi in casa dal giorno del decreto per il contenimento del coronavirus erano rimasti senza acqua da bere. I due si sono rivolti alla figlia, residente in Germania. La donna ha così contattato i carabinieri. I militari, vedete, hanno comprato diverse casse d'acqua per poi raggiungere l'abitazione dei coniugi. I due, spaventati e increduli, hanno accolto i carabinieri e, dopo aver capito la ragione della visita, si sono commossi e hanno ringraziato i militari. Centinaia di confezioni di alimenti di prima necessità per l'infanzia, omogeneizzati, latte e biscotti, sono stati donati dai carabinieri di Rendi alla Croce Rossa Italiana. I militari, si legge in una nota, hanno voluto contribuire ad alleviare le preoccupazioni di molte famiglie che giorno dopo giorno vedono aumentare il rischio di restare con il frigo completamente vuoto e dover fronteggiare, oltre all'emergenza sanitaria, pure quella necessaria e vitale della mancanza di derrate alimentari. L'appello rivolto ai cittadini è quello di continuare a restare a casa per contribuire a contenere la diffusione del virus e abbassare la curva dei contagi. Parliamo ora di turismo, perché avrà conseguenze ed effetti purtroppo negativi dovuti alle chiusure dal coronavirus. Ci sono delle previsioni, purtroppo lo ribadiamo, non positive di Demoscopica. Vediamo. La Calabria vive di turismo. Gli effetti delle restrizioni da coronavirus quanto peseranno sull'intero sistema? Demoscopica, che dall'inizio della pandemia studia il fenomeno nuovo e le proiezioni per un problema che riguarda tutta l'Italia, ad oggi aggiorna le stime e per quanto riguarda la nostra regione indica i dati in flessione come nel resto del paese per il 2020. Nel caso specifico della Calabria, dalla nostra indagine emerge, un contesto abbastanza ottimista e positivo rispetto a molte altre realtà del paese, ma comunque non senza gravi ripercussioni sul nostro sistema regionale. Penso per esempio agli arrivi. Noi abbiamo quantificato in circa 362.000 gli arrivi in meno nel 2020, con una contrazione di circa il 20% rispetto alla stagione trascorsa, così come per le presenze turistiche, altro indicatore importante, cioè i pernottamenti, le notti trascorse dai turisti in Calabria. Noi prevediamo una flessione di circa 2,4 milioni di presenze rispetto al 2018. Il tutto chiaramente non può non ripercuotersi sull'andamento economico, cioè sulla spesa turistica nel caso specifico. Ecco, dalla nostra indagine noi in qualche modo misuriamo una flessione di ben 228 milioni di euro. A questo punto credo che sia opportuno ancora di più mettere in campo, da un punto di vista di provvedimento regionale, degli interventi che sappiano in qualche modo consentire immediata liquidità agli operatori,
salvaguardare i livelli occupazionali del comparto e soprattutto avviare immediatamente una campagna di promozione, perché quando tutto dovrà ripartire, la Calabria dovrà essere pronta, altrimenti alimentiamo chiaramente un disastro. A Reggio Calabria, dove i vigili del fuoco con le sirene hanno voluto rendere omaggio ai sanitari, vediamo. Un chiaro messaggio di vicinanza, condivisione e riconoscimento dell'impegno profuso. Reggio Calabria una domenica, un'altra, vissuta in piena emergenza coronavirus. I vigili del fuoco hanno avuto una bella idea. Una rappresentanza del comando provinciale ha voluto salutare davanti alle tende predisposte per il triage Covid-19 medici, paramedici, operatori tutti del grande ospedale metropolitano. I pompieri, come amiamo chiamarli in tutto il mondo, si sono portati in uno spiazzo della struttura ospedaliera con alcuni mezzi, applaudendo gli operatori sanitari e ricevendo in cambio il grato saluto di ringraziamento. Le immagini che vedete sono testimonianze stupende, un gesto accolto con commozione dal direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive, dottor Giuseppe Foti. In una nota stampa a firma di Fabio Maragucci, i vigili del fuoco sottolineano il segno di vicinanza che si è voluto manifestare. Questo gesto vuole essere un atto di vicinanza a tutto il personale sanitario che continua a lavorare a sprezzo della propria vita. E oggi, proprio poche ore fa, lo stesso momento si è rivissuto con Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri che hanno nuovamente salutato con le sirene spiegate. Medici, paramedici e operatori tutti del GOM. Insieme si vince. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Giuseppe Costanzo e Francesco Camposanni. Vi lasciamo con un bel video realizzato dai carabinieri che ci ricordano con l'arcobaleno che tutto andrà bene, restate a casa e poi il meteo. Arrivederci. Nelle prossime ore assisteremo ad un peggioramento del tempo che anticipa un impulso di aria fredda proveniente dalla Russia, atteso da lunedì sera. Domani generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su tutti i versanti tirrenici ed interni, con associate precipitazioni, localmente moderate a carattere di rovescio, in particolare su Vibonese. Deboli nevicate sui monti inizialmente a quote molto alte, con quota neve in progressivo calo, specie su Pollino e Sila, dalla mattinata. Nubi sparse con pochi fenomeni sulla fascia ionica. Temperature in ulteriore diminuzione, specie in serata. Passiamo a mari e venti. Domani il Tirreno risulterà poco mosso o al più mosso sotto costa, molto mosso al largo. Lo Ionio generalmente molto mosso o agitato nel Crotonese. Venti moderati o forti di tramontana e grecale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.